Un cordiale saluto care amiche e amici vicini e lontani. 28ª puntata di Guarda che Stella. Allacciate le cinture, si parte, let's go. Patto di stabilità, ma soprattutto progetto fusioni tra enti comunali. Rivignano e Teor fa scuola, come ci spiega il sindaco Mario Anzil. Recentemente ci hanno convocato diversi amministratori di vari comuni della regione e anche da fuori per ottenere da noi informazioni circa questo processo. Per esempio la settimana scorsa siamo stati a Tramonti, dove c'è un comitato che spinge per che si faccia la fusione tra Tramonti di sopra e Tramonti di sotto. Abbiamo incontrato la popolazione anche lì molto interessata a questi processi di unificazione dei comuni, che evidentemente sono dei processi di politica virtuosa. E tra l'altro, dopo i complimenti delle più alte cariche dello Stato, ci ha scritto il Presidente della Repubblica Napolitano, ma anche il Presidente... Ma l'aveva scritto prima o dopo il bis? L'aveva scritto prima del bis, però insomma il Presidente è sempre rimasto lui e quindi la sua filosofia, tra l'altro in questo caso giusta, rimane, cioè dopo questi plausi dalle più alte cariche dello Stato, quello che ci fa piacere constatare è la soddisfazione dei cittadini comuni, perché del semplice cittadino nei confronti di questo progetto, che evidentemente è percepito anche dall'opinione pubblica, dalla gente, come un'azione politica virtuosa. Esiste anche della buona politica, anche in questo periodo. E quali sono le domande che hanno fatte in occasione di questi incontri? Ma ci sono alcune perplessità di carattere generale circa il rischio di perdere l'identità di un determinato paese, ma in realtà non è così, perché l'identità, che è importantissima, e il campanile rimane. Semplicemente si razionalizza l'azione amministrativa, cioè i singoli paesi rimangono con le loro tradizioni, i loro comitati, le loro proloco, esattamente come prima. Solo gli uffici del comune si unificano, ma che ci sia un solo ufficio tecnico tra territorio di due precedenti comuni, o ce ne siano ancora due, in realtà non incide sull'identità delle singoli paese. Anzi, questo è fondamentale secondo noi proprio nella visione di una riforma complessiva delle autonomie locali, dove dovrebbe esserci la regione che si limita a stabilire le regole del funzionamento, quindi a fare le leggi, un organo legislativo, e poi ci siano direttamente i comuni, ma comuni abbastanza grandi, non certo comuni di poche centinaia di abitanti. La dimensione ideale è quella tra i 5 e i 10.000 abitanti, anche per quanto riguarda la spesa pro capite, la più bassa in assoluto è tra i 5 e i 10.000 abitanti. Dunque possiamo dire una ricetta per venire incontro alla spending review è quella di trasformare le località in città metropolitane o distrettuali, in modo tale che la regione, come lei ha sottolineato, rimane in un certo senso colei che emana, cioè che fa le leggi, mentre voi siete gli esecutori sul territorio. Esatto, il comune è il primo ente al quale il cittadino ottiene relazione, diciamo, il primo organo, il più diretto, il più vicino al singolo cittadino, è quello che è in grado di dare la risposta più rapidamente, però deve essere messo in condizione di poter amministrare. Per poter essere messo in condizione di amministrare deve avere delle dimensioni ottimali, sia sotto il profilo del territorio che sotto il profilo degli abitanti. In quella fascia di cui si diceva, tra i 5 e i 10.000 abitanti, è nelle condizioni ottimali per dare le risposte ai cittadini e per fare delle economie di scala, dei risparmi e per fare della buona amministrazione. Certo, richiede dei sacrifici anche da parte degli amministratori, non a caso è un principio, questo delle fusioni dei comuni, che fa molto più presa nella popolazione piuttosto che tra gli amministratori. Però, visti i tempi, la cadrega è sempre la cadrega, mi permetta. Ma sì, probabilmente anche questo è uno dei motivi che sfrena questo processo, anche se in realtà non dobbiamo dimenticare che gli amministratori dei comuni lo fanno più per spirito di servizio nei confronti della comunità che non per i benefici che possa determinare una sedia, che invece comporta grandi responsabilità, grandi oneri e ben pochi onori se confrontati a quelle poltrone invece
delle postazioni più elevate dalla regione in su, e che viceversa spesso richiedono impegno molto minore. E per quanto riguarda invece il discorso Rivignano-Teor, come procede? Rivignano-Teor è in piena esecuzione questo progetto, ormai tutti gli adempimenti sono stati eseguiti, il referendum a furor di popolo ha approvato questo percorso, la Regione qualche mese fa ha approvato la legge istitutiva del nuovo comune. Noi stiamo lavorando perché il 1° gennaio del 2014, il 1° gennaio del prossimo anno, il nuovo comune che nascerà, il 1° gennaio appunto, sia in condizione di poter ridurre al minimo i disagi iniziali per la popolazione. Ecco, ricordiamo che il 31 dicembre scade il mandato del comune di Rivignano e del comune di Teor. Dal 1° di gennaio, come lei ha sottolineato, nasce questa nuova entità, di conseguenza ci sarà il commissariamento, un doppio commissario che vi porterà poi alla primavera alle elezioni. Esattamente, sì. Il prossimo anno nasce il nuovo comune e come tutti i comuni avrà una nuova unica amministrazione per tutto il territorio unificato. Certamente è una sfida impegnativa anche per le dimensioni dei due comuni, 4.500 abitanti, Rivignano 2.000 Teor, insieme daremo vita a un comune di 6.500 abitanti che si colloca esattamente nella fascia ideale come popolazione. E naturalmente le cose da fare sono molte, moltissime le abbiamo già fatte prima e molte le dovrà fare la prossima amministrazione. È una sfida impegnativa, ma i benefici che già ci sono stati, gli incentivi economici, le economie di scala faranno sì che per questo territorio ci sia una grandissima occasione di sviluppo locale. È un'azione per lo sviluppo locale. La nuova sfida sarà proprio lo sviluppo delle comunità locali a opera degli stessi amministratori delle comunità. Pagina degli appuntamenti di questa settimana a Rivignano e Teor. Domenica 26 maggio a Rivignano sarà una giornata di festa all'insegna del divertimento e della solidarietà. A Flambruzzo, presso l'azienda agricola Le Fornaci del Zarnic di Federico Forgiarini, la riserva di caccia di Rivignano, in collaborazione con il circolo Enal Caccia dello Stella, la Federazione Italiana della Caccia e l'Associazione Pescatori, organizzerà il consueto pranzo di beneficenza aperto a tutti. Anche quest'anno lo scopo dell'iniziativa è la raccolta di fondi a favore delle associazioni locali di volontariato. Tutti invitati quindi alla festa in azienda per assaporare gustose carni alla brace e condividere in una cornice incantevole un momento di convivialità e di solidarietà. Sempre domenica 26 maggio, a partire dalle ore 15, presso l'auditorium delle scuole medie di Rivignano, avrà luogo la 5ª edizione di Bimbi in Fiera, una manifestazione benefica organizzata dall'associazione Mamme Papà Veri, con la collaborazione del gruppo ricreativo Drin Adelaide, della Proloco di Rivignano, dell'Associazione Nazionale Alpini, dei Vigili del Fuoco di Codroipo, dell'Associazione Il Cerchio della Vita Onlus, dell'Olimpia Basket Rivignano e con il patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'Unione dei Comuni Rivignano Teor. Un pomeriggio dedicato soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, ricco di attrazioni, giochi e musica. Il programma prevede, oltre al mercatino e alla pesca di beneficenza, una simulazione di intervento dei Vigili del Fuoco, la Baby Dance e il Trucca Bimbi, a cura dell'Anima Sogni e dell'Anima Circus, e un gran finale con l'esibizione del Mago Flip. L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a favore dell'Associazione Fabiola per la tutela dei diritti civili e il sostegno delle famiglie in situazioni di disabilità. Il calcio sfonda da queste parti. Se poi abbiniamo cultura, volontariato e voglia di divertimento, il risultato Real Sella. Angelo Bertoli, assessore comunale, giocatore, play manager, top player. Che soddisfazione che quest'anno ha centrato l'obiettivo promozione. Grazie Omar dell'intervista, anche perché voglio ringraziare tutti i giocatori, tutta la squadra, tutta la dirigenza, tutti i sostenitori, tutti quelli che comunque ci hanno appoggiato in questi 3 anni di sodalizio. Come dicevi tu, è il secondo anno che andiamo alla promozione, quest'anno siamo in prima categoria, all'ultima giornata e quindi doppia soddisfazione, e quindi cosa dire, siamo soddisfatti, siamo felicissimi, grazie a tutti. Voglio richiamare l'attenzione di tutti i sostenitori e i soci per il 1° giugno di quest'anno,
in Parco Divisione Iulia, dove abbiamo anche la nostra sede. Faremo una grande festa, invitati tutti i cittadini sia di Rivignano che di Teor, visto che comunque tanti componenti della squadra sono anche di Teor, e visto anche la fusione di due comuni che comunque anche in queste cose, anche nello sport, aiuta. Aiuta anche per ricordare che presto ci sarà la sagra in quel di Sella. Anche la sagra, sì, quest'anno è la quarta edizione della sagra e quindi quest'anno vi invito tutti a partecipare dal 31 di luglio al 4 di agosto alla sagra di Sella e a mangiare le rane e tutto il pesce buono che noi vi diamo. Veloci come il vento, anche la 28ª puntata è giunta a ponente. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!